fronte a reperti che rappresentano la madre delle foreste del Cansiglio. Si tratta di tronchi fossili, abete rosso e larice, estratti dalla torbiera del Palughetto, un importante archivio paleoambientale, paleoclimatico, che venne scoperto da un team di ricerca coordinato dall'Università di Ferrara e che coinvolse numerosi ricercatori impegnati nel ricostruire la storia del clima, dell'ambiente, delle foreste e degli uomini, dei popoli cacciatori e raccoglitori del Paleolitico che abitavano il Cansiglio poco dopo il ritiro delle grandi masse glaciali. Il Cansiglio era un territorio disabitato 20.000 anni fa. Dopo, con i riscaldamenti climatici, iniziò a liberarsi delle nevi perenni, dei ghiacci e ad essere coperto di vegetazione sempre più densa, sempre più sviluppata, che fu il teatro, insomma, lo scenario per l'arrivo degli animali e l'arrivo dei primi cacciatori e raccoglitori, le cui tracce sono state identificate in numerosi insediamenti archeologici all'aperto e anche in grotta, e recentemente la scoperta di una grotta che ha restituito resti faunistici, dei resti degli animali cacciati. 13.000 anni fa il Cansiglio era già densamente coperto di foreste, quindi bisogna risalire in quota di qualche centinaio di metri per trovare il limite degli alberi e per trovare le praterie. In quel tempo il clima non era tanto diverso da quello attuale, insomma un po' più freddo, le foreste non vedevano la presenza del faggio, però erano del tutto simili alle foreste che possiamo trovare in Scandinavia, con la betulla, con il larice, l'abete, insomma un bel teatro, un bello scenario, un bel paesaggio. Siamo nel Museo dell'Uomo in Cansiglio, località Pianosteria del comune di Tandre, nella sala dedicata ai reperti preistorici. Nella vetrina ci sono esposti i tronchi rinvenuti nella torbiera di Palughetto e restaurati grazie a un finanziamento della Regione che ha consentito il restauro conservativo di questi reperti. La giornata di oggi ha dato lustro a questi primi risultati, consentendo di poter affrontare temi molto attuali come la paleobotanica e i cambiamenti climatici. Questa sala, dedicata ai ritrovamenti preistorici della torbiera di Palughetto, si inserisce in un museo che dà ampio spazio al tema dell'archeologia. L'Università di Ferrara, che ha condotto gli scavi archeologici dall'inizio degli anni 90, ha infatti potuto arricchire le sale museali con queste nuove scoperte. Un momento importante per il Cansiglio e per il Museo del Cansiglio. Un momento importante sicuramente sì. Qua al Museo dell'Uomo del Cansiglio si parla della storia dell'uomo, la presenza dell'uomo e la presenza della foresta del Cansiglio. Oggi abbiamo scoperto che la foresta del Cansiglio già oltre 12.000 anni fa aveva i suoi alberi importanti, li abbiamo recuperati, li abbiamo restaurati e da oggi si possono anche ammirare all'interno delle vetrine del Museo dell'Uomo del Cansiglio. All'interno della mission dell'Agenzia tutto questo rientra come? Rientra quando si parla di innovazione, quando si parla di valorizzazione dei territori che noi dobbiamo gestire, tra i quali ovviamente il Cansiglio è tra i più importanti e conosciuti. Qua c'è la missione sicuramente di Veneto Agricoltura, quindi valorizzare il territorio, valorizzare le proprietà del territorio, valorizzare la cultura del territorio, questo è sicuramente un compito di Veneto Agricoltura. Questo è un pezzo di Veneto importante, vero? Questo è un pezzo di Veneto che nella storia è stato molto importante. Qui Venezia aveva la sua fonte di alberi che servivano per la costruzione dei remi delle navi e quindi era una fonte molto importante, una delle 3 importanti fonti di legname per Venezia, che è stata la dominatrice di tutti i mari, e da questi alberi nascevano i remi che servivano alle galene.